Hola, allora, buongiorno, anzi buonasera, cominciamo bene. Aspettiamo un attimo. Allora, a prescindere che abbiamo pensato di fare questa live perché era un pezzo che non ne facevamo più, per cui abbiamo detto proviamo a farne una. Oh, buonasera Lut, piacere di sentirti, di vederti, più che di sentirti. Spero tutto bene. Che dire? Io son sempre imbarazzatissima quando devo fare queste live, lo dico. Ultimamente abbiamo non siamo state molto presenti nel rispondere ai vostri interventi nei nostri video. Non abbiamo fatto già da un pezzo che disertiamo le live. Ciao Katia, bacino, spero tutto bene. Le disertiamo perché ci mettono ansia, ci mettono tranquilla, puoi sempre infiltrarti Lut. Grazie per essere qui. Devo dir la verità, non è facile, seguirvi tutti, non è facile poi lavorare video, non è facile poter andare fuori a registrare, esaminare, tutto quanto, cioè è veramente dura. Siamo in 2 purtroppo e non abbiamo aiuti, come si suol dire, per cui ci dobbiamo arrangiare un po' su tutto. Quello è normale. Mi fa piacere Katia. Sono stanca, sono veramente stanca. Non è facile, non mhmm, non so neanche esprimermi sinceramente, questo son veramente stanca anche adesso, si vede. Ciao Roby, un bacione anche a te, un bacione a tutti. Ehm, torno in live un attimo, perché lo sai che io sono veramente ciao Abruzzo Trekking, un bacio anche a te. Seguo tanto i vostri le vostre escursioni, siete bravissimi. Fate dei video che noi ce li sogniamo, ma tutti voi li fate quei video che noi ce li sogniamo, perché noi siamo veramente pane e formaggio, come si dice dalle nostre parti. Anche la situazione che veramente c'ha un po' bloccate, perché noi abbiamo fatto una scelta un po' impopolare in questo periodo, per in questi giorni abbiamo fatto delle registrazioni, ehm, abbiamo trovato un posto veramente bello, cioè per noi poi quando lo posteremo più avanti. Non cioè era un pezzo che quando passavamo vicino a questa casa eravamo come chiamate, a dir la verità. Infatti molto complicata Roby, tantissimo complicata. Questa casa, si trova vicino a una strada, ehm, e ci attirava tanto. Devo dire che abbiamo rischiato nel vero senso della parola, perché mai è la prima volta che troviamo in una casa l'accampamento di gente che si mette lì a vivere. Detto proprio, abbiam trovato un letto, abbiamo trovato persino un filo con steso mutande e a varie altre cose che non abbiam capito che cos'era. Quindi lì ci abitavano, avevano messo sopra le finestre delle coperte per bloccare meglio le finestre. Fortunatamente non c'erano quando siamo andate noi. Non ci siamo accorte subito che era abitato da abusivi. Fortunatamente non abbiamo trovato nessuno, siam riusciti a fare comunque la nostra sessione, però eravamo sul chi va là in continuo, perché siamo state veramente terrorizzate. E io come dico sempre, non è tanto chi
i disincarnati che ci fanno paura quanto gli incarnati. Sì, era abitata, ma non da gente, non da proprietari, è gente che si è accampata lì. A noi chiaramente fa male vedere che una persona ehm, ti rimane lì, a vivere in un posto simile, perché è ancora buona la casa, perché però ci son dei posti dove abbiamo anche fatto fatica a camminare perché avevamo paura che crollasse. I senza tetto purtroppo non l'avevamo ancora mai trovati, non li abbiamo trovati personalmente, ma erano lì presenti con i loro oggetti. Abbiamo trovato delle pentole, una teiera in ceramica, credo fosse. Sì, aspetta che leggo un po' perché se no non infatti situazione complicata, sì, okay, 90 quando senti il richiamo sì, Lut, quando senti il richiamo purtroppo non riesco io non veramente io seguo molto il mio istinto e quindi non riesco a bloccarmi per quanto possa essere complicata la cosa. Ci siamo entrati. Diciamo che, abbiamo trovato tracce che era un uomo, e noi siamo 2 donne e sai com'è, no, ehm, a noi sembrava un uomo, ma poi anche perché il letto era uno, era singolo, il materasso era piegato, poteva anche essere stato abitato e poi l'hanno abbandonato, no io non posso perché comunque c'erano tante, noi le chiamiamo sgarpie in dialetto, che sarebbero le ragnatele. Quindi magari o era uno che non puliva, dove abitava o comunque era da tanto che non c'erano stati, ma il fatto che comunque c'erano queste mutande appese non so, una tovaglia sembrava appesa vicino alla mutanda, ci ha un po' messo in allarme. Poi abbiamo trovato proprio delle pentole, ma pentole belle, cioè non tenute bene, ecco. Anche la teiera era bella, tenuta bene. Abbiam trovato nel bagno, e vedrete quando pubblicheremo il video, c'era sham c'era shampoo, detersivi, quindi era una casa vissuta, anche se, da abusivi insomma. Diciamo che l'istinto ci ha portate a vedere questa ciao Giancarlo, ti ho visto adesso scusa. Un bacio anche a te. Ehm, Lut ce l'aveva già parlato i GoPro, GoPro no, non mi ricordo più come si chiamano. Ghost Pro mi pare, no? Bro. Madonna, io per i nomi son negatissima. Quando ne abbiam parlato l'altra volta avevano detto che loro avevano preso lo spray al peperoncino, ehm ecco bravo, Ghost Bro, grazie Giancarlo. E quindi Fabio ne aveva parlato quella volta, però noi sinceramente non ci par 'na cosa insomma, poi alla fine fino adesso c'era anche andata bene, siamo andati dappertutto, abbiamo anche in case peggio di queste, non avevamo mai trovato nessuno. Questa è la prima volta che abbiam trovato proprio le tracce di questa gente. E quindi sarà un po' abbiamo trovato però che c'era anche tanta energia in quella casa. Ehm, ehm, non voglio dire di più, lo vedrete. Abbiamo fatto anche lì una sessione sia di, Spirit Box che con l'Ecobox, che anche se ci dicono che sì, è un'applicazione, sai cos'è, quel qua e quell'app e là, noi comunque riscontri cioè, se uno fai una domanda e questi ti rispondono, secondo me un qualcosa funzionerà insomma, no, un po' funzionerà questo metodo, anche perché poi lo andiamo ad alternare alla Spirit Box. Noi la usiamo tanto, sapete perché? Perché la Spirit Box sinceramente mi uccide le orecchie ogni volta che dobbiamo fare le l andiamo a esaminare i video.
è più facile sopportare l'EcoVox, detta proprio papale papale. Se qualcuno mi suggerisce per favore uno strumento che faccia meno casino, che abbia gli stessi risultati, io lo abbraccio e che non mi costi l'ira funesta. Vediamo un po' che leggo un po', se no voi che scrivete non vi consiglio di Super Peperoncino, ok? Abbiamo adesso probabilmente, ma non so se erano nomadi, perché c'era fuori un camper, l'abbiamo anche ripreso, ma era tutto smontato, non c'era rimasto niente di lui, non aveva le ruote, non aveva niente. Secondo me erano più extracomunitari, probabilmente. Vediamo un po'. Quando ci siamo accorte, ma noi eravamo già entrate, non ci siamo accorte subito, Lut. Noi siamo entrate e abbiamo cominciato a urlare, a urlare. E c'è nessuno, il solito permesso quando entri. La porta era sfondata, peraltro. Quindi tu entri in questa casa dove la porta non c'è più. Ha due entrate, una che porta nel sottoscala, dove una volta doveva esserci una taverna, c'è una cucina, c'è un bagno e poi ci sono varie stanzette che penso fossero ehm, tipo cantina, ecco. Poi c'è la stalla e in parte c'è questa fuori, esterno, c'è come una tettoia dove c'era dentro questo camper tutto smontato. E dentro uno di questi, non erano proprio nella casa casa, erano proprio dentro questa parte sotto dove non c'erano scale interne che portavano al di sopra. Infatti noi dicevamo: ma com'è possibile? Dove si è? Noi pensavamo di riuscire a entrare da sotto per andare di sopra, perché sono tre piani praticamente, piano terra, primo piano e solaio. E volevamo entrare da sotto dove c'erano le cantine. Sì, la Spirit Box. La Spirit Box però io non mi fa male troppo le orecchie, non ce la faccio. Il Portal io non mi trovo tanto bene, Lut, a parte che penso che l'Xbox, l'EcoVox sia molto simile a Portal. Io ho provato a scaricarlo il Portal, però veramente non mi sono trovata. Proverò magari un'altra volta perché magari sai, l'ho provato solo una volta, magari quella volta che l'ho provato. Sì, infatti, poco contestabile perché ha un suo, ci hanno dato, quando io l'ho usato nel bunker, è una delle volte che nel bunker non ci sono segnali, non ci arriva il segnale del telefono, quindi non puoi dire è un'app che comunque si possono collegare esternamente e quindi ti dicono, ti rispondono quelli dell'app a quello che tu dici e ti danno un riscontro, perché lì dentro non avevamo proprio il segnale del telefono. E con l'EcoVox quel giorno che siamo andati appunto dentro nel bunker ho avuto dei riscontri fantastici, anche perché riuscendo a capire meglio, perché non c'è quel rumore di fondo che fa la Spirit Box, abbiamo avuto veramente specialmente quando siamo andati in contatto con gente che veniva da altre dimensioni, per cui è stato veramente un bellissimo riscontro. E non capisco, Lut, forse perché ho saltato qualche passaggio. Sì, ma il Lut sia con la Spirit Box che con la Xbox, ora chissà perché mi viene sta Xbox, che con la con l'Eco, abbiamo sempre avuto riscontri botta e risposta, nel senso erano sensate e in base a quello che noi chiedevamo avevamo una risposta. Peraltro tante volte loro, che probabilmente sarà capitato anche a voi, il portal che si attacca alla Spirit. No, non sapevo questa cosa, cioè mi prendi impreparata, non sapevo questa cosa.
Sicuramente, Roby, sarà così. Ciao Frank, un bacione anche a te. È un piacere vedervi tutti qua, siete veramente carinissimi. No, non brucio mai il palo santo, perché il palo santo tu lo accendi e ha poca autonomia. Uso sempre l'incenso, quello in resina. Madonna, scusate, c'ho lo stomaco che mi sta uccidendo. Lut, io ti adoro, veramente ti amo tanto profondamente, mi sei simpaticissima, ma tu credimi, io sono ignorantissima sull'uso di queste cose. Noi andiamo tanto istinto, tanto a, come si dice, a caso, proprio neanche istinto, a caso, perché non conosciamo le tecnologie, in questo caso neanche questa. Abbiamo chiesto tante volte a chi fa, ciao Paolo, un bacio anche a te. Abbiamo chiesto tante volte, tipo, non so, a Giacomo, quello che fa del canale, non mi ricordo più, che fa tanta metafonia, di spiegarci un attimino come si poteva fare non metavisione, quella ormai l'abbiamo capita e la usiamo sempre, anche troppo. Grazie Ruth. Noi cerchiamo di essere più semplici possibili, anche perché proprio siamo ignoranti sulla tecnologia. Noi anche abbiamo una difficoltà estrema anche solo per esaminare i nostri video e le applicazioni che servono per fare questo. Cerchiamo di non toccare più di tanto perché vogliamo lasciare in originale le cose come sono. Nel lato esoterico, io dico sempre, noi siamo tutti canali. Noi abbiamo fatto anche diversi percorsi, per cui sia io che l'altro mio collega abbiamo fatto, abbiamo fatto Reiki, abbiamo fatto sciamanesimo, fin da piccole vedevamo e sentivamo, quindi diciamo che abbiamo i canali abbastanza visitati. Ci visitano spesso, ci attraversano spesso. Io non dico, ciao Paolo, bacione. Io non dico che mi fa specie e non mi piace usare di essere medium, di essere sensitiva, perché lo siamo tutti. Quindi io non sono diversa dagli altri. C'è chi lo utilizza, c'è chi non lo utilizza, chi è capace, chi non è capace. Io ho sempre detto questo e continuerò a dire questo. Diciamo che, come dice una mia amica, è una delle mie missioni, Roby, è quella di ricercare, di capire e lo utilizzo in tante cose. Grazie Giancarlo, e anche i tuoi, siete tutti bravi, anche tu Lutz. Io non trovo nessuno che non sia bravo. Mi piacciono tutti i gruppi, li seguo tutti, poi alla fine ognuno ha la sua peculiarità, ognuno ha il suo modo di fare, che giustamente, perché ognuno di noi è diverso uno dall'altro, ma mi piacete tutti poi alla fine. La cosa brutta di questa cosa che noi facciamo, sapete qual è? È che poi alla fine è sempre la stessa minestra, perché facciamo tutti la stessa cosa, le stesse domande, utilizziamo più o meno tutti gli stessi mezzi, ma d'altra parte quello è. C'è qualcuno che ha magari più possibilità anche economiche, quindi si allarga su altre cose. Noi più di quello non riusciamo a fare, anche perché per via di questo disastro abbiamo anche perso il lavoro, tra l'altro. Infatti io dicevo in una live in questi giorni che se potessi guadagnare sul nostro canale schifo non mi farebbe, anche perché adesso entrate qua non ce ne sono più. Anzi sono solo uscite perché comunque facendo questa passione che abbiamo e chi lo fa lo sa che costa tra giri, trasferte,
attrezzatura, e non è che non costa nulla farlo e non abbiamo nessun guadagno. Anche quando andiamo in monetizzazione quale? Cioè, monetizzazione 2 €, 3 €, 4 €. Una telecamera non ti costa certo 2 €, voglio dire, no? E tra l'altro noi dobbiamo anche cambiarla perché ci sta andando quella portante, quella che secondo me è quella che a parte che dipende da chi la utilizza, per amor di Dio, però diciamo che quella che è riuscita a catturare delle entità ci sta andando, mentre l'altra, la full spectrum, è molto più sensibile a livello di metafonia. Quando noi ehm, facciamo le analisi di una e dell'altra telecamera, ci siamo accorti appunto che ci sono proprio delle differenze, ma quello che ci ha fatto un po' pensare, perché io dico sempre, queste cose qui ti insegnano anche un po', no, mi ha fatto tanto pensare che tante volte nello stesso tratto di video registrato da 2 telecamere diverse, il senso e le parole, cambiano. E allora lì, un po' ci pensi sinceramente, no, non lo so, io non so. Allora, noi non abbiamo avuto la possibilità di comprare cose. Ciao Rip Ghost, un bacio, carissimi. Noi non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare, di comprare, di acquistare telecamere che costassero 1.000 €. Parliamoci chiaro. Ne abbiamo presa una da 300 e passa euri, la l pa 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 quelle che si comprano su Amazon, quindi neanche so sinceramente che cavolo abbiamo comprato, però funziona. E mi sembra, insomma, avete visto anche voi credo, no, non mi sembra che faccia dei video così schifosi, per quanto ci possa essere gente che dice che la roba presa su Amazon fa cagare. Scusate il termine, ma quello è. Funziona bene, fino adesso ci ha portato bene, però c'è il problema che, scusate, ho veramente da quando mi sono operata lo stomaco, basta che appena finito di bere un tè e lo stomaco impazzisce, è tutto un brontolare. Ciao Yuri, un bacino, anche a te. E invece la full spectrum è una Canon, quindi diciamo che rientriamo nelle marche che solitamente si utilizzano, insomma, potrebbero dire medio buona, insomma. Ciao Officina, bacino, non mi ricordo il tuo nome, ti chiamo Officina. Ecco, vedi, lui magari è bravo a far le foto. Ma perché è da tanto che non ne facciamo più, sinceramente. È una cosa che, purtroppo, mi mette in agitazione, perché ho sempre paura di dire cavolate, detto proprio papale papale, perché quando una persona si mette in agitazione, solitamente, capita che poi può sparare anche stupidaggini e a me, piace non spararle, ecco. Vorrei evitare, sinceramente. E stavo dicendo appunto tornando di nuovo, su questa casa, non vedo l'ora di metterla in lavorazione, ma abbiamo anche altro da mettere in lavorazione in questi giorni, perché abbiamo fatto un po' di scorte di video, appunto perché ci aspettavamo di avere problemi. E non ci siamo fermate comunque, ma d'altra parte poi ci sono anche i nostri impegni di familiari e il fatto che appunto ero stanca e non mi sentivo bene, non ho preso malattie, state tranquilli, sto bene. E grazie Frank, un amore, siete degli amori. E quindi grazie Yuri, grazie, siete carinissimi tutti quanti, vi voglio bene. E vedi, dicono sempre, no, come si dice, il web è pieno di, e invece voi siete tutti carinissimi, tutti carini, vi voglio bene tutti quanti. Ci si può anche affezionare, anche se non ci si conosce. E quindi abbiamo fatto un po' di scorte, in effetti, non tantissime,
ma speriamo insomma di riuscire a produrre ogni settimana un video, insomma. Se dovessimo salta ci dispiace anche perché abbiamo avuto problemi negli orari. Prima noi lo facevamo ogni lunedì alle 18:30, adesso per una cosa o per l'altra slitta sempre. E anche questo è un motivo per cui, ho voluto fare questa live, perché volevo scusarmi sia per il fatto che non sono tanto presente, sia nelle live di tutti e sia nei canali di tutti quando vado a vedere i video, ma perché veramente è un periodo brutto, in cui sono stanca e tanto anche a livello psicologico che uno insomma viene anche colpito, non solo a livello fisico, parliamoci chiaro. Poi ci sono, appunto i problemi di famiglia e i problemi che il lavoro non ti lasciano lavorare e allora avevamo un po' pensato di puntare sul canale, però sinceramente si sa che YouTube non è poi così generoso da quel punto di vista, no, poi magari siamo noi che non sappiamo farlo. Lo so, però sai mi avevano spiegato una cosa Roby, che vai a perdere gente che ti segue quando non sei puntuale nel mettere i tuoi video. Io ho cercato di essere "Amore mio, ma no, ma grazie, ti do un ba" guarda mi vien da piangere. Grazie Yuri. Yuri guarda, io non so come metterti in evidenza perché non sono capace. Te lo dico, sono veramente impedita su queste cose. Yuri però non sta a spender, ti prego, non per noi. Ti ringrazio però, ti voglio bene. Ehm Grazie, grazie, grazie. No, guarda, non so, di solito si mette in evidenza mi pare, ma non saprei come farlo, veramente. Grazie Yuri. Ehm, Non ho potuto assolutamente, essere puntuale in questo periodo. Non ce la faccio, non ce la faccio proprio. Anche perché comunque quando tu metti i video deve come voi sapete, ve lo deve controllare YouTube e non me lo controlla mai in tempo. Ah okay, grazie Roby. Grazie. E vedi an la mia ignoranza anche su questo. Ma tesoro, ma no, io ti voglio bene, guarda, veramente. Vorrei ricambiare, ma in questo momento non posso. Ehm, che altro posso dire? Ma ragazzi, veramente, ti giuro mi state facendo venire le lacrime. Mi emoziona. Uff. Grazie. Oh, scusate. Ehm, e niente, se volete far domande, se riesco a starvi dietro, perché andate talmente velocissimi che ho paura anche di saltare. Ho iniziato dei discorsi che non sono riuscita a terminare, perché si va veloci, ve ne arriva una domanda, di un altro ho anche io cose da dire, per cui è un po' un problema per me. Se volete farmi delle domande, son qua. Intanto continuo col mio monologo, che mi ero appunto preparata a questa cosa qui. Porca miseria, Yuri sai che è la prima volta che il nostro canale prende una donazione? Cioè io non è la prima volta. Pensavo che non ne avremmo mai prese, ti giuro, guarda proprio anche perché ci sono gruppi più meritevoli di noi, per cui figurati. Non conta la quantità, ma la qualità di quello che lo so, però ma vabbè, ma c'è gente che lavora meglio di noi, eh. Noi siamo veramente piccole, sia come numero di iscritti, sia come cose che facciamo. E la nostra fortuna, sai cos'è Rip? Cristina, no, sei tu che stai scrivendo. La nostra fortuna è che comunque, lavoriamo con le energie da tanto tempo. Ecco, questo lo posso dire, perché poi non uso la parola, sensitiva o medium, quelle cose lì. Preferisco dire lavorare con le energie. Lavoriamo con le energie da tanto tempo, in tanti modi diversi, ci siamo nate come tanti, tutti sono nati così, solo che c'è chi ha paura e non lo utilizza, c'è chi è aperto, chi non è aperto per vari motivi. Adesso non sto qua a fare tutto
E quindi noi invece ci abbiamo lavorato, abbiamo tenuto puliti i canali e questo ci aiuta. Ma no Frank, ti prego, no, ma mi fate piangere stasera, vi prego. Io vi ringrazio e vi voglio bene. Ciao Dani, amore mio, cara la mia socia. Ci siamo viste poco tempo fa, abbiamo fatto dei video oggi pomeriggio insieme. Lo so che sei sempre di corsa anche tu, Dani. Ehm, lo so, lo so, lo so. E secondo me grazie che mi dici che è giusto quello che dico. Per cui questa fortuna qua, bene o male, ci fa trovare entità da tutte le parti. Perché c'è gente che dice: "È possibile che trovi l'entità da tutte le parti?" Noi o perché li richiamiamo, ce li portiamo dietro, o li troviamo là probabilmente e li troviamo sempre. Non è una colpa, è purtroppo è quello che succede alla fine. Grazie Yuri, sei una persona carinissima, veramente. Ma grazie, ma io faccio quello che riesco, Yuri. Ci sono dei momenti che non riesco e delle volte cerco di recuperare le volte che non sono riuscita a vedere. Se voi fate caso, ci sono dei momenti che non vi commento mai. Poi arriva un momento che me ne faccio 1, 2, 3 video a seconda del tempo che ho e vado a recuperare. Guarda, per contattarmi in privato, basta se tu vai a vedere sotto vai a vedere sotto i video, c'è il nostro la nostra email e poi puoi trovarci, su Instagram, però io lì entro poco, entro pochissimo, quindi è meglio che mi mandi un'email, che poi ci passiamo il numero di telefono a tu per tu e possiamo parlare magari per WhatsApp, tranquillamente. Io cambio volentieri il numero di telefono con i gruppi che comunque che conosco, che vedo. Ovviamente se mi scrive, Pinco Pallo, prima di dare il mio numero di telefono ci penso un attimo, no, ecco. Anche perché comunque in Messenger già anche puoi anche, scrivermi su Messenger e in Facebook, sul gruppo. Trovi comunque il link e poi puoi trovarmi sia su Eddie Esploratori che su Esoteric Whisper of Gaia, tramite magari se scrivi lo segue più Daniela, perché io sono un po' presa su, perché non me ne bastava uno. Uno a metà con l'altro mio socio questo, l'altra metà con la Daniela su Esoteric Whisper of Gaia e poi ce ne siamo aperti anche di personali, tanto per non sbagliare. Anche questo mi ha preso per la gola, nel senso che comunque, ragazzi, che vi devo dire, più, eh, più mi complico la vita, più sono felice, insomma. Ecco, di solito, quella che risponde su Esoteric è la Daniela, non sono io, perché ho lasciato a lei quella parte lì del rispondere e infatti lei è molto più brava di me, ti risponde proprio, ti fa di quei rispostoni, io sono molto più concisa, più rapida. Lei è brava proprio, ti risponde bene, insomma. Poi anche su certi argomenti lei è più ferrata di me, parliamoci chiaro, perché ognuna di noi ha fatto un percorso diverso e lei ti risponde su alcune cose, io su altra. Beh, su certe cose sì, Daniela, io sono obiettiva, non è che ti faccio Eila, ciao! Che poi sei sempre, cos'è, il Newt o il marito? Questo è il marito, quello su Extreme Paranormal Finders, no? Ecco, il mio inglese fa schifo, lo dico subito. Ciao carissimo, Daniele, no? Mi pare che ti chiami, non vorrei dire una cavolata. Allora, oh ragazzi, ma veramente non pensavo di trovare tutta sta gente stasera. Io ho detto, boh, provo, dico quattro cavolate, invece siete tanti. E io se riesco, sinceramente, partecipo con piacere a tutto, anche perché tutti quanti voi, in un modo o nell'altro, insegnate. E oltre ad insegnare, mi date anche l'input per capire alcune cose che magari mi sfuggono. Al di là di quello,
e questo tutti i gruppi che fanno quello che faccio io. Al di là di quello, c'è anche comunque il discorso, che poi per differenziarti un po' cerchi di non copiare. Almeno noi abbiamo cercato un attimino di prendere altre vie, ma non perché vogliamo essere migliori, ma perché se diamo magari un po' di contenuti diversi, siamo un po' più appetibili tutti, insomma, se facciamo sempre il cliché tutto uguale, capisci che diventa anche noioso per chi ci deve seguire. Ciao a tutti, fate i tirchi, mettete like. Grazie. Eh sì, sì, sono arrivati, ho 10 like ragazzi, grazie, 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 siete grandissimi. Sì, sono a fatica, siamo arrivati a 1800. Pensavo che in questa settimana fossimo cresciuti di più, invece ne abbiamo anche persi, a dir la verità. Spero, guarda, vi giuro, non avremmo mai pensato di arrivare a tanto. Non avremmo mai, cioè proprio non c'eravamo. C'è stato un periodo che siamo cresciute parecchio, poi ci siamo bloccate per un bel po' e poi all'improvviso abbiamo ripreso il via. È anche vero che siamo delle rompiscatole, nel senso che andiamo nei video di tutti, per cui probabilmente ci vedono, ci autofacciamo pubblicità come fanno tutti poi del resto, no? E quindi il classico scambio, io do a te, tu dai a me e si va avanti così tutti. Poi alla fine c'è inutile che ce la raccontiamo, quello è. Scusate, non è Covid. È il mio raffreddorino invernale, che ce l'ho da quando ero bimba. Lo so Katia che sei molto puntuale. Ecco. Oh, non so se avete letto che sto scrivendo nella community dall'altra settimana penso, adesso non mi ricordo neanche. Sì, sono del Friuli, Frank, anche se di origini veramente sono casertana, però io e Daniela siamo qua nel Friuli, abitiamo al Friuli. Abitavamo nello stesso paesino, poi lei è andata a vivere dal suo compagno che è in un altro paese, non tanto lontano da me, però noi comunque ci vediamo, ci trasferiamo una volta da una volta dall'altra e facciamo i video o insieme o li lavoriamo a casa di uno o a casa dell'altra. Ma io non lo so se li merito Yuri, mi piacerebbe averne molti di più, però non so se le nostre forze ci porteranno ad avere più iscritti, anche perché siamo tanti gruppi, non è che sono sempre quelli che girano poi alla fine. Ci sono gruppi molto bravi tutti quanti, io vedo qua, già ce ne sono diversi di bravi, vedi XPF, poi c'è quello di Giancarlo che GC Paranormal, ce ne sono tanti altri e io adesso in questo momento non me ne ricordo tutti i nomi, se mi fate la lista, io ho poca memoria. L'altro giorno ho partecipato anche alla live dei, come si chiamano? Vedi, il mio problema è la memoria, ragazzi. Porca miseria, non mi viene in mente chi erano. Non mi viene in mente. Oh, ragazzi, mi dispiace, ma non mi viene proprio in mente. Una parte sì, Daniela. Qua ci sono una parte di tutti i gruppi e le persone molto interessanti che seguiamo e che ci seguono. Allora, noi siamo nel Friuli, in provincia di Pordenone. Voi mi pare che siete di Roma, vero? Quindi sono più o meno, perché io per quasi metà sono laziale, mia mamma è di Lavigno, mio papà invece è casertano. Ma qua dov'è che facciamo la mia cronostoria di vita? Siamo venuti qua con i miei zii, non con i miei genitori, quando avevo 4 anni, quindi io mi sento più friulana che non di quelle parti lì, però insomma ho una certa conoscenza. Ehm, diciamo che tu sei laziale, ecco anch'io sono laziale di origine, metà, un quarto, no metà, no un quarto, perché l'altra metà è casertana e l'altra metà è abruzzese, per cui della metà diciamo laziale, metà è laziale e metà è abruzzese. Quindi io sono quasi, ho un po' di origini di tutta Italia, pensa a te, che giri.
Ehm, ecco, tu sei di Roma. E adesso lo facciamo lo sconto tra i liziali, non stiamo parlando di calcio. Noi siamo di Lavigno, di origine mia mamma, è nata lì, Anzio, no, è sotto Anzio mi pare Lavigno, se non ricordo male mia mamma mi diceva così, era sotto Anzio. Lì ho passato dei momenti di infanzia bellissimi, vicino alla pineta, vicino al mare, era bellissimo. Ah, Daniele, sì, sì. Tu sei albanese. Beh, ma il nome io avevo pensato che tu venissi dalle parti dell'est. Ah, perché è un bellissimo nome, poi si vede dai lineamenti sei una bella donna. Ah, vivete nelle Marche? Ah, pensavo foste più giù, verso Roma, non so perché avevo quell'idea lì. Beh, siamo lì, siamo sullo stesso parallelo, come si suol dire. Saranno insomma, le Marche non so dirti, so che pensa che io ho avuto una delle mie, incarnazioni passate era nelle Marche, ero una strega delle Marche, sono stata bruciata lì. Nelle mie ricerche esoteriche è venuto fuori questo circa 5 anni fa, più o meno. Ehm, e tu sei solo friulana, lo so. Tu sei del Pigneto, cosa vuol dire? Che sei nato dove son le pigne. Tu eri una sibilla? Chi lo sa, può essere, perché no? Comunque sei una bella donna. E l'occhio, chissà, magari un tempo potresti aver fatto magia. Mh. C'è una vocina che me lo dice. Sì, non mi sta parlando nessuno nell'orecchio, quando io dico c'è una vocina che me lo dice, il mio istinto vuol dire che me lo dice, che poi il mio istinto magari c'è anche una vocina interna che non è mia, ma io non metto mai le mani davanti. Tu sei romano, anni '80. Ah, noi milanesi. Siamo tutta l'Italia, viva l'Italia! Ecco, sai una cosa, a me piacerebbe tanto andare a Roma. Lì devono esserci dei posti veramente, interessanti. E dicevo appunto, a noi ci aiuta tanto il fatto che comunque abbiamo un canale aperto e che quindi bene o male chiamiamo. Quello è che se non vuoi chiamare andiamo in contatto, c'è poco da fare. Se non hai quei contatti lì, ciao Donatella, un bacione, grazie, sei un amore, grazie, grazie, grazie. Lo so che mi commenti sempre. Mamma mia, guarda che emozione, ti giuro ho i brividi, perché non ho mai avuto tanta gente così dentro una mia live. Ma guarda, a me piace, ma a parte che dove vai vai, Daniele, trovi, te lo dico io, c'è poco da fare. Ciao Katia, un bacione anche a te. La mia cantante la nostra cantante preferita, che poi tra l'altro la più sfegatata delle 2, la Daniela. Credimi che a Daniela gli piaci tantissimo, non che a me non piaci, ma a lei più di me, te lo dico. Ehm, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ah sì, dovunque vai ci sono entità. Io ti dico che se dovessi fare, e che l'ho fatto, solo che, ho messo una volta la telecamera in camera mia e poi sono andata a dormire. A parte il gatto che vedevo cosa faceva di notte, perché io poi dormo e quando dormo, dormo, che veniva su e giù dal letto in continuo, una marea di ords che mi son passati davanti, vum, 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 davanti alla telecamera che non ti dico, e che andavano in tutte le direzioni, cioè una volta partivano per di qua, una volta per di là, cioè è stata veramente, cioè ti giuro io sapevo che ho la camera, che la casa è infestata, ma non pensavo tanti orks in camera sinceramente. E la più bella cosa è stato il riscontro che c'è stato tra un orbs che è passato, un toc che c'è stato e il gatto che era sul mio letto che si è girato verso il rumore. Lì è stata la conferma più bella. Son stata parecchio in dubbio se pubblicarlo o meno, ma siccome è casa mia, è camera mia, è una cosa privata, ho preferito non farlo.
E quindi o mi credete sulla parola o mi credete sulla parola. Ma come si fa a sapere nel passato cosa potevi essere? Allora, io ho iniziato a usare il pendolo, adesso lo sto usando a livello di, radioestesia, però io già lo usavo prima perché me l'avevano insegnato a livello di, esoterico. Adesso per esempio mi schermo di più, prima mi schermavo di meno. Allora intanto sono andata in meditazione e poi io ogni notte viaggio. Parliamoci chiaro, io appena metto la testa sul cuscino e comincio a vedere, ma non serve che mi addormento, io metto lì, chiudo gli occhi, ho appena chiuso gli occhi, comincio a vedere vu, 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 le rune che mi passano davanti. Non mi chiedete che rune sono, perché sono tutte diverse una dall'altra e cambiano talmente in velocità e tantissime che io non riesco a ricordarmi, perché poi ho già poca memoria di mio e per me è proprio una difficoltà enorme. Dopodiché io inizio a trovarmi in diversi posti, una volta mi sono vista volare sopra le montagne, sopra i pini delle montagne, gli abeti delle montagne, non i pini, gli abeti. Un'altra volta mi son vista addirittura una volta sono andata a casa della mia amica Daniela, quando abitava in un altro paese, non tutto in quel dell'appartamento che lei ha venduto, lei non c'era, io mi son ritrovata a casa sua. Un'altra volta, mi sono ritrovata, in un tunnel tutto d'oro, con scritte strane e io correvo a una velocità pazzesca dentro questo tunnel, e quindi io già lì viaggio e già so. All'inizio non mi davo una direzione, cioè io mi lasciavo portare. Poi col tempo ho imparato a direzionarmi, nel senso che anzi son diventata anche disciplinata, perché quando c'era qualcuno che mi veniva a prendere per portarmi a vedere determinate situazioni, io tendevo a scappare, nel senso che, la mia parte, ehm, animica, ma no, neanche quella, perché quella rimane nel corpo. La mia parte aiutami Daniela, non mi viene il termine. La mia parte, come si può dire, ehm, porca miseria, non mi viene il termine. Ecco, tu sai, no, ecco, cosa c'è a casa mia. Ehm, ciao, un bacio e grazie Yuri, sei un amore grandissimo. Grazie, 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 non potrò mai ringraziarti abbastanza. Buonanotte a te e a tua alla tua famiglia. Accenderò una candela per te per ringraziarti. Un bacione. Cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più. Ma figurati, lo faccio sempre. Guarda, questi giorni qua ho acceso tante di quelle candele anche per dei miei amici che erano malati. E non solo col Reiki, c'è un termine, Daniela, quando noi si viaggia per andare, porca mi ci devi scusare, ma abbiamo una ma vai tranquilla, non ti preoccupare Cristi. A te un ciao e al tuo e a Roberto. Un bacione a tutti e 2 e grazie per essere stati qui, come al solito, se ci seguite tanto. Cosa stavo dicendo? Astrali, brava. L'astrale, è brava, guarda, avevo proprio bisogno che mi trovavi la parola perché poi dopo veramente vado in un bacione a tutte e 2, Cristina e Roberto. Vi voglio bene anche a voi. Rip Ghost, iscrivetevi sul loro canale che son bravissimi. Iscrivetevi anche al canale di, KM Paranormal Italy, iscrivetevi ai canali di dov'è nato Carlo? Giancarlo. Mi son persa Giancarlo, non mi ricordo più. Vedete, io l'ho appena letto, mi perdo via, aspetta che torno indietro così mi ricordo tutti i vostri. Allora, iscrivetevi anche al canale di Lut, che è XPF, Extreme Paranormal Finder, e l'altro chi è? Non me lo ricordo più. GCG, ecco, GC Paranormal. Mamma mia che fatica ragazzi.
dovete scusarmi, ma veramente io ho un problema grosso. E e così niente, questo è. Il mio cane mi morde. Okay, portalo via. Poverino vorrà uscire. Notte, grazie ancora Yuri. E niente, stavo dicendo ah sì, appunto, vado via a livello proprio di astrale e mi son ritrovata dentro questo adesso comando dove vado, per cui se io ho poi tra l'altro adesso sto anche facendo ho fatto anche dei corsi di sciamanesimo e quindi quando faccio i viaggi prima lo facevo con i miei mezzi, per tornare a come faccio ad andare indietro nel passato per sapere quello che ero. Poi ho iniziato a farlo con i viaggi sciamanici. Ci sono appunto, visto che Giancarlo lo fa, può confermare, ci sono appunto dei viaggi sciamanici in cui tu torni indietro nel tuo passato. Mi fa piacere. Ma se penso che sia più o meno uguale per tutti Donatella, non cambia il sentire, ma poi alla fine il viaggio astrale è per tutti penso uguale, no, ognuno poi avrà le sue diversità, ma la base è quella. E quindi poi ho cominciato a fare i viaggi sciamanici dopo che ho imparato dai miei maestri, che io ringrazio, Giosuè e Valerio, che adoro, e son tornata indietro e ho chiesto o di vedere alle mie guide qual è stato il mio passato. E lì proprio ho visto cioè ho visto delle cose che non sapevo. Ciao Isotta amore, un bacione anche a te. Iscrivetevi anche a Isotta Rap Riflessioni sulle entità paranormali, che è stupenda, come ci scanalizza, proprio mhmm, ci guarda minuziosamente tutti noi e si prende le parti più importanti e si fa come si dice, i video nel suo canale che parla di noi, nessuno come lei, secondo me. Prende le nostre parti migliori e tra l'altro si accorge anche di quello che noi non ci siamo accorti, perché in 2 occasioni ha preso delle cose che io non mi ero accorta, anche su video che pensavo di non aver preso nulla, lei ha trovato qualcosa, ha trovato ombre che io proprio non avevo visto. Ma quando stai dormendo e sembra che stai calando qualcosa in oddio, non saprei. No, ma quello penso che sia quando ma sai che io ci ho pensato? Magari sto dicendo una cavolata, ma su queste cose qui puoi dire solo ipotesi, perché nessuno, ribadisco, nessuno sa la certezza di queste cose qui. Ma può essere, secondo me, che magari stai partendo, stai andando da qualche parte e te ne rendi conto e ritorni indietro, perché hai paura. Secondo me sia quello, sai, perché io all'inizio non lo capivo, ma poi un po' alla volta ho avuto quella sensazione che fosse quello il vero senso di queste cose. Perché io vedo ombre tutto il giorno. Tesoro mio, tu stai iniziando a collegarti. È per quello che vedi le ombre. Tu non volevi farlo, ma te lo sei, come si dice, venendo via con noi, ti stai aprendo. E la paura che ci frega Katia. Comunque torniamo a noi perché c'è Luz Polet che mi sta chiedendo e anche tu. Ah ecco, boh, okay, allora vuol dire che hai problemi agli occhi, te lo dico. E non sto scherzando. Sto scherzando, sì. Stavi scherzando? Vabbè, che ti devo dire? Beh, se te le vedessi ti farebbe schifo. Magari, hai fatto questo scherzo perché sei un tuo desiderio conscio o inconscio, ti piacerebbe vedere e non vedi. Vedi un po' tu. Allora, al di là di quello, allora torniamo di nuovo a noi. Quindi noi abbiamo fatto viaggi sciamanici in cui siamo tornati indietro accompagnati dalle nostre guide e lì per esempio io mi sono vista, una volta questo prima, quando usavo i miei sistemi, mi sono vista bimba, piccola, in una culletta, in una casa contadina, con il mio padre appoggiato così sul tavolo disperato e mia mamma vicino alla culletta. Io ero come, contornata da un raggio dorato. Lì ho pensato che lì sono morta piccola. Quindi ho avuto anche una morte infante.
Poi mi sono vista in un periodo, fine 1700, metà forse, 1700 più o meno, tra la metà e la fine, ecco, per essere più tranquilli, perché quello mi diceva, e mi sono vista vestita, all'epoca, penso persona, di mezzi alti, perché ero vestita elegantemente davanti a un palazzone, davanti a un portone, e c'era un gentiluomo di fronte a me. Quello è stato un flash. Poi ho fatto delle ricerche. Queste però le ho fatte col pendolo. Praticamente ho chiesto se io ero stata strega in un'altra mia vita, mi hanno risposto di sì, ho chiesto quante volte, mi è stato detto 4 volte, 4 volte, una volta nelle Marche, perché poi io ho aperto la cartina italiana e appuntato sulle Marche. Un'altra volta, non me lo ricordo più, ma sempre in Italia, scusate ma ho poca memoria, poi mi ha riportato nelle Marche e poi mi ha portato fuori dall'Italia, perché quindi non andando, mi ha fatto capire che ero ancora sulla mappa. Se voi usate il pendolo, usatelo su una mappa e fate le domande. Vi indica il posto. Io così ho imparato, ho capito. Poi ho fatto i miei viaggi e sono andata a vedere se era vero o no. Io ho avuto le conferme. E poi ho avuto delle persone sensitive, o loro si definivano, li chiamo così loro, non definisco me così perché non saprei come definirli in questo modo per farvi capire, che addirittura mi han detto che il mio senso della giustizia è dovuto al fatto che io sono stata un giudice in una delle mie vite, quelli sai coi parrucconi, quindi si presume nel periodo 600, 700 più o meno, quello è il periodo dei parrucconi, 500, 600, 700. E praticamente, siccome non ero riuscita a proteggere non so chi, ero stata condannata a mia volta ed ero morta appunto con questo rimorso di non essere riuscita a portare la giustizia dove, questo è il mio senso della giustizia, per quello sono molto, su queste cose qua. Diciamo che, è un è un ci son tanti modi per tornare indietro, per capire, però se tu voi fate un corso di sciamanesimo, seguite una cosa di questo genere, i mezzi vengono dati e lo fai tu, quindi non deve venirti a dire uno: "Guarda, io vedo che tu fai questo, io vedo che tu fai quello." Te lo guardi da te questa cosa qui. Allora Lina, io non so andare nel passato, ma riesco nel presente e voglio se qualche entità entra in casa. A volte mi chiedono se possono stare per un giorno. Donatella, io ci starei attenta. Scusa se te lo dico. A me non me lo chiedono, ci stanno. Io li lascio perché finché non mi rompono le scatole mi va bene così, insomma, poi alla fine. Dovrei anche chiudere il passaggio che ho sotto casa, mi hanno già suggerito come fare, ma, se non lo faccio, non so perché, non riesco a farlo. È più forte di me, mi tocca tenerlo lì, insomma. Probabilmente c'è una parte di me che gli va bene che stia lì. Finché non mi arreca danno, lo tengo lì, insomma. Per il presente non riesco a capire, Donatella, in che senso tu riesci per il presente? Cioè tu riesci a capire quello che succede nel presente? Nel senso che sei nel presente, però riesci a capire qualcosa che ti può succedere nella giornata, in quel senso? Prima di chiederlo, invitami per favore. A far cosa? Mi son persa. Ho detto qualcosa che in questo momento non mi ricordo e che ti ha portato a dirmi questo. Rinfrescami la memoria, Isotta, ti prego. Ah, del portale. Io ti ho detto che te lo farò vedere, se tu sei in grado di vederlo, perché poi neanch'io lo vedo, lo sento.
Chiudere il portale di casa. No, per il momento rimane lì dov'è. Anche perché ultimamente mi sta saltando in mente di fare qualcosa con quel portale. Sì, sì, ho capito, anche perché poi me l'ha spiegato lei dopo. No, sai cosa? Quel portale lì, se c'è, io non so chi lo ha aperto. Io penso che si sia aperto in quel periodo in cui tu sai chi, quindi parliamo di questa persona, Daniela, come se fosse Voldemort, prima che tu sai chi non venisse più a casa mia, si sia aperto in quel periodo lì, perché prima questa casa era tranquilla, non c'era niente, per quanto io come te avevo già avuto in altre case esperienze un po' particolari. Ok, ciao Liut, spero che ti sia bastata la risposta che mi hai chiesto, no? Cioè, spero che ti sia bastata. Un bacione, Liut, ti voglio bene, siete carinissimi. E ricordati se puoi scrivermi sulle mail se vuoi e ci scambiamo il numero di telefono e ci sentiamo a tu per tu con l'animale, come si suol dire. Oh ragazzi, io però adesso chiuderei anche, sinceramente, perché sono le 9 e dovrei riprendere col mio corso di di sciamanesimo. Ok, così magari parliamo meglio di questa cosa, perché è meglio discutere botta e risposta, secondo me. Oddio, grazie Katia, troppo gentile. Io mi sento imbarazzatissima, spero di non aver sparato cavolate a Gogo. Uffa, Isotta. Dai, che se vuoi noi ci sentiamo su WhatsApp, tranquillamente, non c'è problema. Idem per Katia se vuole. Ok, ma io, Katia, come tutto quello che faccio, lo faccio sempre molto sull'improvvisazione. È difficile che riesco a fare le cose programmate, anche perché dipende la giornata come mi è andata e cosa devo fare dopo. Io adesso ho detto, boh, faccio 5 minuti e ho fatto 1 ora e 2 minuti di live. Devo fare 5 minuti di live. Io faccio sempre così, anche quando le faccio con la Daniela. Noi dobbiamo fare le cose brevi, poi durano una volta addirittura 4 ore, robe da spararsi. E non è che sia il massimo, voglio dire, no? Allora, sì, sì, è da matti lavorare oddio, adesso è colpa mia. Andate a cena tranquilli, adesso chiudo anch'io. Io adesso vado a farmi la continuazione del mio corso. Vi voglio bene tutti, vi ringrazio ancora Yuri per la donazione che ha dato al canale. Un bacione a tutti. Se la prossima volta scrivetevi delle domande che volete farmi, quando farò la prossima live io mi terrò giù, magari me le scrivete sotto i video e così io dopo vi risponderò nella prossima, ecco, così almeno qualcosa di più concreto da dirvi quando farò la prossima live. Va bene? Ok, allora un bacione a tutti. I famosi 39 minuti delle 4 ore e 30, sì, è vero. Doveva essere una live di 30 minuti e siamo finiti a fare 4 ore e mezza. È stato il massimo. Anche perché c'era Robby che ci faceva domande a gogo, che non finiva più. Buon dai ragazzi, vi saluto. Un bacione a tutti. Ma figurati, quale perla di saggezza. Io sono di ignoranza infinita. Vi posso dire solamente le mie esperienze personali, né di più né di meno. Oh mio Dio, hai fatto spaventare tuo marito, tuo figlio, ho detto: "Ma chi frequenti? Ma con chi parli?" Katia. Buon dai ragazzi, buon proseguimento a tutti. Io vado a fare le mie cose. È stato un piacere parlare con voi, è sempre bello parlare con tutti voi. E tu stai cercando di trattenermi, lo so, ma io non posso Stella, devo proprio andare. Dovevo chiudere ancora mezz'ora fa, anche prima, ma devo proprio andare perché devo continuare il corso. Un bacio a tutti, alla prossima, vi voglio bene. Ciao ciao, bacio.